Netta posizione della Chiesa agrigentina nel sostenere i cittadini vessati dalla crisi idrica, appello dell'Arcivescovo Damiano di partecipare alla manifestazione dell'acqua di oggi pomeriggio e di Ecclesia Viva. Distinguo dell'onorevole Pisano che pur sostenendo i cittadini non parteciperà alla manifestazione per ingerenza della sinistra. Il Comitato Civico per l'Aeroporto di Agrigento aderisce alla marcia di oggi. Si è insediato il nuovo presidente dell'ATI idrico Giovanni Cirillo, sindaco di Montallegro, già avviati i primi contatti con i vertici regionali siciliani per risolvere la grave crisi idrica. Oltre all'emergenza idrica in città c'è quella igienico-sanitaria. Agrigento abbandonata a se stessa. La Confimpresa di Agrigento, con il suo presidente Alessio Lattuca, interviene sull'autonomia differenziata. Avevamo già segnalato le disparità regionali mesi addietro. Al via la manifestazione Teatri di Pietro Eraclea Minoa, primo appuntamento della sagra del pomodoro Siccagno a Montallegro. Altro appuntamento stasera con la commedia Cocalos al Teatro dell'Efebro. Al Caos la prima del regista Sorbello con il berretto a sonagli. Tesserato dell'Agragas, il nuovo esterno basso proveniente dalla Pistoiese, confermato anche l'attaccante Gianmarco Di Stefano. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TV Notizie. Netta posizione della Chiesa agrigentina nel sostenere i cittadini vessati dalla crisi idrica, appello dell'Arcivescovo Damiano a partecipare alla manifestazione dell'acqua e di Ecclesia Viva che afferma il primato alla dignità dell'uomo, il servizio di Margherita Trupiano. Netta posizione della Chiesa agrigentina per la difesa dei cittadini nel diritto all'acqua. Scende in campo direttamente l'Arcivescovo Monsignor Damiano e lo fa con una nota in cui sottolinea di essere partecipe, unitamente a tutta la comunità religiosa, della grave crisi idrica della città e del territorio che mette a dura prova la vita della gente con un servizio idrico inadeguato. Dal presule giunge una sollecitazione agli enti preposti a trovare soluzioni emergenziali e strutturali risolutive, efficaci, efficienti, economiche e solidali, tali da mitigare la crisi idrica dei comparti civile, agricolo, zootecnico e forestale, con costi di gestione proporzionati al servizio reso e vigilando su eventuali speculazioni su un bene primario. La nota si conclude con una esortazione a partecipare al corteo che si svolge oggi e non manca di evidenziare la necessità di rivolgere una preghiera al Signore affinché tutti sentano viva la responsabilità sociale del servizio alla persona e del bene comune in una continua ricerca della giustizia e mandi il dono della pioggia. Chiesa dunque presente a tutto tondo nel sostenere i cittadini vessati dalla crisi idrica, scende in campo anche con Ecclesia Viva, onlus del Modia, che con una dichiarazione anche questa netta e senza giri di parole afferma il primato della dignità dell'uomo, portando in questi tempi di crisi la voce silenziosa delle famiglie, degli anziani, dei disabili, dei malati allettati, di chi non ha la possibilità di comprare l'acqua. Lo facciamo, dicono, come cittadini cristiani e affermano perché siamo Chiesa Viva. Poi concludono sottolineando che l'impegno del cristiano nel mondo in 2000 anni di storia si è espresso seguendo percorsi diversi. Uno è stato attuato nella partecipazione all'azione politica. Sono state rinnovate le cariche dell'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, a maggioranza dei sindaci. È stato eletto presidente con 21 voti su 40 il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo. Lo abbiamo intervistato. Sono state rinnovate le cariche dell'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, a maggioranza dei sindaci. È stato eletto presidente con 21 voti su 40 il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo, con 2 voti in più del sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza, presidente uscente. Sì, sono fresco di carica,
Oggi abbiamo fatto già la prima riunione in cabina di regia e ci sono ottime novità. Entro il 13 agosto verranno immessi tramite i pozzi 150 litri d'acqua a secondo, è una nota importantissima. Comunque sto lavorando insieme con tutti per giustamente da un lato recuperare quest'acqua, dall'altro invece di non perderla lungo le condotte e quindi per il rifacimento delle condotte idriche di tutta la provincia. Però lei, diciamo, è stato particolarmente critico per questa gestione all'inizio del suo insediamento avvenuto qualche giorno fa. Sì, io ho detto che dobbiamo rivedere la gestione, a giorni convocherò AICA insieme con il consiglio direttivo di ATI, perché vogliamo vedere, dobbiamo fermarci e vedere realmente come la gestione, come va, se va bene e se non va bene bisogna migliorarla, perché gli utenti oggi si lamentano e quindi da quello che dicono gli utenti la gestione è fallimentare. Ecco, in cosa si potrebbe migliorare secondo la sua idea e secondo la sua esperienza anche di sindaco? Le migliorie innanzitutto è della qualità del servizio e soprattutto della tempestività degli interventi. In un momento di crisi tipo per esempio come questo, parlo da sindaco, non è possibile che ci siano delle perdite di acqua che si vedono sopra suolo e AICA stenta ad intervenire e a riparare queste condotte. E se parliamo di condotte diciamo, che rivestono, come ho detto poco fa, sul soprassuolo. Lei ha già avuto un incontro con l'assessore al ramo Di Mauro? No, ci siamo visti oggi in cabina di regia, ci siamo dati un appuntamento ora a martedì in assessorato al Dipartimento. L'assessore vuole a tutti i costi risolvere questo problema della crisi idrica, è a fianco a noi e questo ci consola. Anche i rappresentanti del Comitato Civico Infrastrutture Aeroporto Fascia Centro-Meridionale della Sicilia comunica la loro adesione alla marcia di oggi pomeriggio alle ore 18. Enzo Baldacchino, componente, afferma come occorre testimoniare la nostra volontà e la richiesta di risolvere la preoccupante problematica attraverso la nostra presenza, oggi assolutamente necessaria e determinante. Io ci sarò e avrò la gioia di stare insieme a voi perché non è più il tempo di proclami, ma dell'azione. Forza Agrigento, smuoviti dal torpore che ti avvolgi e risorgi. Con una nota il deputato agrigentino Calogero Pisano comunica la sua decisione di rinunciare a partecipare alla marcia per l'acqua programmata per questo tardo pomeriggio. Secondo Pisano, la manifestazione ha subito una metamorfosi nel suo significato più profondo, allontanandosi dal suo scopo originale, ovvero fungere da sollecito e pungolo nei confronti delle istituzioni a cercare soluzioni per l'emergenza idrica che da mesi affligge la città, trasformandosi in occasione di scontro politico. Nonostante la mia assenza fisica, afferma Pisano, ribadisco la mia assoluta vicinanza e il mio sostegno agli agrigentini, assicurando il mio massimo impegno per contribuire a trovare le soluzioni più immediate ed efficaci. E i cittadini del quartiere del Villaggio Mosè ci fanno sapere che dopo tantissime segnalazioni da ben un anno, in via Marino de Colursio, nel quartiere del Villaggio Mosè, l'acqua continua a riversarsi in strada senza sosta, 24 ore su 24, state vedendo appunto delle fotografie, mentre in alcuni quartieri l'acqua non arriva da 20 giorni. Tutti noi residenti siamo esasperati non solo per il grave spreco d'acqua in un momento così critico, ma anche per le condizioni precarie in cui si presenta la strada. Oltre alle continue segnalazioni tramite il numero verde, in questi giorni abbiamo inviato una PEC ad AICA, al Comune e alla Prefettura. Attendiamo con urgenza la risoluzione del grave problema. Tra le emergenze della città, oltre a quella dell'acqua, c'è anche quella della pulizia. Ce ne parla il collega Eugenio Cairone. Sono tante le emergenze ad Agrigento che si potrebbe organizzare una marcia al giorno. Naturalmente quella di oggi per l'acqua è la marcia più sentita, almeno si spera. Ma dicevamo delle altre emergenze, a cominciare dalla situazione igienico-sanitaria per la quale non si può azzerare la responsabilità di chi ha gestito politicamente l'assessorato. La città dal punto di vista igienico-sanitario è allo sbando,
con i disagi delle persone che soffrono di allergie a causa proprio delle erbacce ancora lasciate ad agosto a ricoprire strade e marciapiedi. E non c'è quartiere che si salvi. Dal centro alle periferie la vergogna è unica, di spazzamento manco a parlarne e così si va avanti tralasciando le richieste di intervento che sono decine rimaste sul tavolo dell'ex assessore al ramo. Dicevamo della responsabilità che il sindaco non può azzerare mandando a casa gli assessori e bisogna recuperare il tempo, bisogna muoversi per dare ad Agrigento l'immagine che merita. Importante rendersi conto che lo squallore non è solo frutto dei cittadini sporcaccioni, degli incivili che vanno comunque colpiti severamente. Lo squallore deriva soprattutto dal pressapochismo con il quale si amministra o si è amministrato. Ecco, si deve aspettare un altro corteo per vedere la città pulita? Speriamo che si arrivi prima, agendo con il dovuto rispetto per i cittadini. E il Comune di Agrigento comunica che lo scorso 19 luglio ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'avviso relativo al procedimento per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico urbano in riferimento al documento pubblicato per la consultazione dei soggetti portatori di interessi. Gli stessi sono invitati a trasmettere le proprie osservazioni e valutazioni in merito alla consultazione tramite posta elettronica certificata al responsabile del settore unico del provvedimento entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. In tempi non sospetti il presidente della Confimpresa Alessio Lattuca evidenziava il problema dell'autonomia differenziata con una lettera inviata anche al responsabile del PD Schlein. L'intervista ad Alessio Lattuca, presidente di Confimpresa. Alessio Lattuca, si parla tanto di autonomia differenziata, la raccolta delle firme, però ricordiamo che in tempi non sospetti, qualche mese fa, lei scrisse una lettera proprio alla Schlein in un momento che non si parlava affatto di autonomia differenziata. Sì, è così. Diciamo che sia nel mese di novembre, dicembre e poi a gennaio ho scritto alla Schlein, ma non solo a lei, ho scritto anche agli altri segretari di partito, invitandoli ad occuparsi di una questione così importante di cui poco si parlava. La Schlein, devo dire, che è stata molto proattiva e tempestiva, perché subito dopo ha rilasciato una bellissima intervista a Repubblica in cui richiamava le questioni che io avevo sottoposto alla sua attenzione. Quindi da lì è partita poi, diciamo, insieme una vicenda che poi ora sta vedendo tutta Italia interessata finalmente su una questione così importante, perché non si tratta soltanto dell'autonomia differenziata che creerà un disvalore nel paese, come già è accaduto da oltre 20 anni dalla riforma del titolo V, ma soprattutto perché alla data della riforma del titolo V è stato bloccato il trasferimento finanziario al sud con la cosiddetta spesa storica. Questa operazione l'ha voluto sempre il solito attore principale di questa vicenda, quello che fa le porcate, insomma, il leghista Calderoli. La spesa storica dall'epoca della riforma del titolo V ad oggi sono passati oltre 20 anni e sono venuti meno circa 70 miliardi l'anno di soldi dovuti al mezzogiorno del paese. Oltre 70 miliardi, che se moltiplichiamo per 20 sono 1.400 miliardi che lo Stato centrale dovrebbe riconoscere al mezzogiorno del paese, oltre a tante altre questioni di cui potremmo discutere, come la spesa per la formazione dei giovani che vanno via all'estero o al nord Italia. Questa è una realtà drammatica di cui poco si parla e che dovrebbe essere, diciamo, al centro del dibattito, perché se noi vogliamo fare una misura col PNRR di cui si parla tanto e sono soltanto 200 miliardi, immaginarsi cosa significa 1.400 miliardi dovuti per legge, perché è stata bloccata la spesa storica non perché si è detto
non riduciamo le somme da versare, perché a quella data hanno preferito, piuttosto perché bisognava attivare i cosiddetti LEP, quelli che poi non sono stati attivati neanche per la sanità, e allora hanno bloccato dicendo intanto blocchiamo la spesa storica a questa data e non si può andare sotto questa cifra, ma bisognava andare oltre quella cifra e non l'hanno fatto mai. Ma diciamo ci sono responsabilità diffuse, perché di destra, di sinistra, di centro, a tutte le forze politiche, nessuna delle forze politiche ha fatto nulla per modificare un percorso così vergognosamente drammatico. Con Odisseo Superstar ha preso il via ieri sera presso il teatro di Reclea Minoa la rassegna teatrale Teatri di Pietra, che si svolgerà fino al prossimo 30 agosto nell'area archeologica. Altro appuntamento sarà il 4 agosto con la commedia Pirandello, Questo, Codesto e Quello di Salvatore Ferlita, Il Servizio. Sindaco, al via la nuova edizione dei Teatri di Pietra questa sera a Reclea Minoa, un appuntamento ormai da definire importante e storico per la vostra comunità. Sì, è un appuntamento fondamentale per la nostra comunità, anche per valorizzare la zona archeologica della Reclea Minoa. Quest'inverno già abbiamo presentato un progetto sul parco, sul Teatro Greco. Sono state eventi importanti, ora si aspetta il finanziamento, quindi per noi i Teatri di Pietra sono il volano, che è l'attrazione per valorizzare un territorio che ha tante risorse. Oggi la prima, che si snoderà per tutto il mese di agosto, con diversi appuntamenti anche molto interessanti. Sì, sono circa 7 spettacoli, già l'orgoglio personale nella prima serata c'è quasi il pienone, quindi la gente a livello culturale è innamorata di queste tragedie greche e noi siamo soddisfatti di investire su questi punti. Un'estate che si svolge anche presso il centro storico della vostra cattolica. Sì, abbiamo un bel programma d'estate cattolicense, la soddisfazione è vedere le piazze piene. Ad esempio questa sera si finisce qua verso le 10:30, alle 11 inizia un'altra serata nelle piazze. Le piazze sono orgoglioso, le vedo tantissime piene, tanti turisti tedeschi, inglesi, ci sono circa ad oggi qualche 300 canadesi, e quindi noi cerchiamo di garantire servizi che il turista che viene rimane nella nostra zona e ritorna di nuovo, si innamora della zona perché c'è divertimento. E da Reclea Minoa abbiamo visto qualche mese fa è stato presentato il progetto per la nuova realizzazione, la ristrutturazione con una nuova copertura. Per il Teatro Greco, sì, qualche mese fa abbiamo presentato il progetto, sia devo ringraziare il Parco Archeologico, sia l'abbiamo presentato alla Agrigento e al Cattolico della Crea. Qualcosa di importante per il territorio, perché è un grosso progetto e se viene finanziato sarà un'attrazione turistica nell'intero territorio agrigentino. Parliamo del ripascimento della corsa di Reclea Minoa. Il ripascimento della corsa siamo fermi, devono iniziare per la stagione estiva, il 1° ottobre, spero che iniziando a ottobre entro l'inverno finiscono i lavori, però avere la soddisfazione quest'anno che c'è tanta affluenza e la gente vede che c'è una spiaggia che brucia i piedi, mentre prima non c'era possibilità di andare a mare. Io ancora dico, sinceramente non ho avuto possibilità di andare un giorno a mare per dei motivi di lavoro e garantire servizi ai miei concittadini e ai turisti che vengono al territorio. Però sento parlare e mi dico che qualcosa di diverso, è bello, fantastico, e sono orgoglioso che completando i lavori già qualche cosa che noi mettiamo un tassello alla fondazione sul territorio. I progetti per la costa? Sono arrivati, c'erano dei progetti importanti per... Sì, abbiamo tutto il progetto dell'illuminazione, abbiamo comprato i bagni chimici, in questo periodo, il mese di agosto, saranno per garantire più servizi. Ieri abbiamo ottenuto un finanziamento di 100.000 euro di viabilità che aspettiamo naturalmente che finiscono i lavori, perché la sabbia viene trasportata via tenda. A finendo i lavori cerchiamo di dare un'immagine diversa ai Reclea Minoa. Abbiamo lavorato su un piano del recupero e siamo stati un po' danneggiati perché c'è stata una piccola frana e quindi il piano è al genio civile per fare qualche modifica e risolvere il problema della frana. Risolvendo questi cercheremo di garantire servizi, parcheggi, e il turista che è innamorato oggi sarà ancora più innamorato.
Ha preso il via ieri sera la 6ª edizione della Sagra del Pomodoro Siccagno a Monteallegro. L'evento proseguirà anche oggi tra degustazione e musica. Noi siamo stati proprio a Monteallegro. 6ª edizione della Sagra del Pomodoro Siccagno qui a Monteallegro. Sì, siamo alla 6ª edizione di questa sagra importantissima per noi che facciamo ogni anno nel periodo estivo insieme con l'estate monteallegrese. Quest'anno l'abbiamo anticipato al giorno 1 perché proprio questo è il periodo della raccolta della lavorazione del prodotto. Abbiamo visto che ci sono parecchi stand di degustazione, la pasticceria, la soluzione cuochi, addirittura l'Adder è un ottimo vino locale prodotto qui a Monteallegro. Sì, abbiamo integrato al Pomodoro Siccagno giustamente anche le attività che svolgono, che sono sul territorio, come Adler che fa degustare questo raviolo particolare, e l'associazione Cuochi che ci è sempre rappresentato in questi momenti ed è una forte promozione del territorio, perché, ripeto, racchiude tutte le attività che sono sul territorio stesso. Qual è la caratteristica di questo pomodoro? La caratteristica di questo pomodoro è che è un pomodoro che cresce in terreni aridi, quindi senza acqua, e ha 1000 modi di essere lavorato e degustato. Stasera ci sono vari modi che vedete qui negli stand, uno in particolare che ho scoperto quest'anno è la granulosa di pomodoro. Roberto Caruana è un produttore di un vino particolarmente eccellente qui nel territorio di Monteallegro e questa sera lo fa degustare ai tanti visitatori della Sagra del Pomodoro Siccagno. Ecco, quali sono le caratteristiche di questo vino che tu produci nella tua azienda? Il vino è un vino biologico che produciamo all'interno della riserva naturale Torre Salsa e stasera siamo qua a partecipare pure noi alla festa del Pomodoro Siccagno di Monteallegro. Abbiamo avuto tanti visitatori, il vino è stato apprezzato e siamo contenti e lieti di allietare la serata. Un vino particolarmente apprezzato, so che lo esportate oltre la Sicilia anche all'estero. Sì, vendiamo in tutta Europa, è un vino, come dicevo, biologico, sia bianco che rosso. Abbiamo sia gli autoctoni siciliani, Nero d'Avola, Grillo, Cataracchio, sia gli internazionali Chardonnay, Cabernet e Merlot. Parliamo di questa vostra presenza qui a Monteallegro in occasione della Sagra del Pomodoro Siccagno. Niente, stiamo dando l'occasione di assaggiare i nostri piatti e facciamo all'interno di Aller Sicilia agli abitanti qui di Monteallegro, ecco, delle zone limitrofe. Qual è la ricetta che proponete, il piatto che sta andando fortissimo? Allora, abbiamo fatto un raviolo con all'interno della bufala, pomodoro siccagno arrosto, ricotta salata e perle di basilico. Il valore aggiunto del pomodoro siccagno qual è qui in questo caso, nella pietanza? Niente, questo è un pomodoro proprio raccolto dai nostri orti, no? Qua di Monteallegro, addirittura ce l'ho anch'io all'interno del resort, il pomodoro siccagno. È un pomodoro che ha bisogno di poca acqua, lo leggevo. Ma assolutamente, noi in questo caso l'abbiamo fatto proprio al forno, cucinato a 200 gradi e poi frullato, non abbiamo fatto niente di La presenza dell'Adler nel territorio è segno di un'offerta turistica di qualità. Sì, assolutamente, ma a prescindere da questo poi abbiamo fatto in modo, ecco, che il territorio, ecco, ci accompagnasse in questo nostro percorso, anche per quanto riguarda i fornitori e tutto il resto. Siamo con i rappresentanti dell'Associazione Provinciale Cuochi di Agrigento a questa iniziativa. Cominciamo con lui. Buonasera, sono il signor Pupello, vicepresidente dell'Associazione Provinciale e siamo qua in veste di associazione per promuovere il territorio, il pomodoro in questo caso, e abbiamo deliziato questa sera i signori che ci sono venuti a trovare con delle preparazioni particolari, come una granita al pomodoro con una pasta fresca dal nostro sponsor che ora vi dirà il nostro Zambito Giovanni, redatta e costruita e diciamo è stata una nostra iniziativa fare questa pasta col pomodoro, con
pesto particolare di zucchine. Va bene, passo la parola al signor Zambito. Buonasera, praticamente noi con la collaborazione della Coldiretti che ci ha sponsorizzato, ci ha dato dei prodotti tipici della zona, prodotti nostrani, abbiamo creato questo pesto di zucchina con il pecorino all'interno e usando il nostro pomodoro siccagno che è per tradizione di Montallegro. Poi questa novità della granulosa che abbiamo creato, studiato assieme ai colleghi dell'Associazione Cuochi di Agrigento, si è creato questa granulosa a base di sempre con lo sciroppo di zucchero e acqua, però il gusto abbiamo dato il pomodoro siccagno. Il pomodoro siccagno abbiamo aggiunto un po' di panna montato con del primo sale grattugiato, è qualcosa di spettacolare. Io cosa devo dire? Lorenzo Guardino, felicemente faccio parte di questa associazione che il maestro Schifano ci ha lasciato e porteremo avanti sicuramente. È una gioia vedere questa piazza gremita di gente, perché Montallegro sta vivendo un momento importante, turistico, il territorio si sta arricchendo di attività ricettive, attività ristorative, c'è tanta carne a fuoco, iniziamo e continuiamo così a fare questi grandi eventi. La direzione del Teatro dell'Efebo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in accordo con le rispettive produzioni, comunica che sono previste delle promozioni con ingresso a prezzo ridotto per 2 spettacoli della rassegna del Teatro d'autore e musica che inizierà il prossimo 16 agosto. Si tratta degli spettacoli Radici di un mare aperto, prodotto dall'Associazione Culturale Le Muse, in programma al Giardino Botanico, e domenica 18 agosto alle ore 21 San Calò, Mano ai Carusi dell'Associazione Culturale Libero Canto di Calliope, in programma il 30 agosto. Intanto stasera nuovo appuntamento con la commedia Cocalos a cura dell'Associazione Culturale Centro Cultura Mediterranea. E questa sera al via il primo appuntamento della rassegna teatrale Al Caos con la commedia Berretto a Sonagli, riadattata dal regista Mario Sorbello, che ascoltiamo. Pupi siamo, caro signor Fifì, lo spirito divino entra in noi e si fa pupo. Pupo io, pupo lei, pupi tutti. E a proposito di tutti, vi aspetto questa sera, giorno 2 agosto alle ore 21, presso il Parco Letterario ad Agrigento, all'Anfiteatro Caos, accanto alla casa natale di Luigi Pirandello. Vedrete la rappresentazione del Berretto a Sonagli del drammaturgo agrigentino. Vi aspetto in tanti e buon teatro. E nell'ambito delle iniziative della Settimana della Cultura a Cammarrata, che si terrà fino al prossimo 4 agosto, si è svolto ieri un seminario di astronomia a cura dell'astrofisico Mario Giuseppe Guarcello. Sentiamolo, intervistato da Salvo Albanese. Allora, per il 3° anno consecutivo abbiamo l'onore di avere qua l'astrofisico Mario Giuseppe Guarcello, che ci delizia con i suoi seminari e poi l'osservazione pure delle stelle. Ogni anno la gente rimane molto soddisfatta, vede cose che forse non aveva mai visto con gli strumenti che porta il dottore qua, con telescopi di ultima generazione. Abbiamo visto la Luna l'anno scorso, siamo entrati anche nei crateri della Luna, abbiamo visto gli altri anni anche Saturno, gli anelli di Saturno, Giove con le sue lune e tutto il resto. Praticamente ci delizia sia come teoria che come pratica a vederle queste cose. Comunque chiediamo al dottore Guarcello di che cosa ci parlerà quest'anno. Allora, intanto grazie, per me l'onore è mio, per me è sempre un grandissimo piacere, un grandissimo onore
fare la mia, insomma, e rendermi parte di questa bella manifestazione che tenete qua a Cammarata. Allora, quest'oggi l'argomento è esopianeti e vita nell'universo. È un seminario che ho già dato un paio di volte in altre occasioni e lo trovo estremamente utile perché ci sono tanti concetti sbagliati quando si parla di vita nell'universo, tanti luoghi comuni che è il caso di provare a scardinare un pochettino in queste manifestazioni. Quindi spero che in questa mezz'oretta di riuscire a deliziare le persone e riuscire a insegnare loro qualcosa che riguarda appunto anche questo argomento. Sicuramente, grazie. E allora buona visione a tutti, quelli che sono qua e quelli che eventualmente vorranno venire in seguito. Linea alla regia per la pubblicità. Sit-in nelle scorse ore al Parco Archeologico Segesta, i lavoratori ASU dei beni culturali chiedono a gran voce la loro stabilizzazione. Il servizio da Trapani. Contratto! 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 Noi chiediamo finalmente la stabilizzazione dopo 10 anni di lavorare presso i beni culturali, mi sa che ci spetta, dopo 25 anni di precariato e 10 anni di prestare il lavoro in nero legalizzato presso la Regione. Ci stanno dimostrando che hanno fatto una legge e ne stanno applicando solo la parte che interessa a loro. Siamo al 7° giorno di sciopero dei lavoratori ASU beni culturali impegnati in tutta la regione siciliana. Siamo oggi a Segesta, che rappresenta il simbolo dei monumenti della nostra regione. Mentre ieri in aula si discuteva dei soldi, dei finanziamenti dati alle SRL, lanciamo una proposta al nostro Presidente: costituiamo una SRL per gli ASU beni culturali, così risolviamo il problema. Caro Presidente, abbiamo i soldi, abbiamo una legge, abbiamo un articolo voluto da tutto il nostro Parlamento siciliano, voluto dal Governo. Pertanto si deve assolutamente procedere. Non ci avete ricevuto. Questi lavoratori, i sindacati non sono stati ricevuti dalla Presidenza per avere delle risposte concrete, per avviare il processo di stabilizzazione previsto dalla stessa legge che la Regione ha approvato. Tutte le sigle sindacali del comparto della Regione oggi sono accanto ai lavoratori dei beni culturali che non hanno mai avuto un contratto e per 10 anni hanno profuso il loro massimo impegno per garantire la fruizione dei siti periferici dei beni culturali. La funzione pubblica Cigella in particolare è oggi qui presente per essere accanto ai lavoratori e per rivendicare dignità, rispetto e contratto. I lavoratori da 10 anni erogano servizi importanti in un territorio vocato al turismo e ai beni culturali, ma non ricevono tutele, non ricevono salari. Quindi noi vogliamo diritti, norme, soldi adeguati al lavoro che svolgono, ivi comprese le assicurazioni. Seppure sono ammalati non hanno nemmeno le tutele previdenziali. Non è possibile che in un paese, nella pubblica amministrazione, ci siano ancora lavoratori in nero. Basta agli ASU, basta ai progetti di pubblica utilità. Chi lavora nella pubblica amministrazione deve avere un contratto e deve essere pienamente rispettato. Solo così i beni pubblici possono essere fruiti dalla collettività e rappresentare un faro all'occhiello per la collettività siciliana. Strana vicenda all'ospedale di Patti, mancano le stecche e si ingessa con il cartone. Ce ne parlano i colleghi di Messina. L'ospedale Barone Romeo di Patti, in provincia di Messina, è finito al centro di una bufera. Il motivo? Il modus operandi dei sanitari dell'ospedale, spesso costretti ad arrangiarsi sia a causa della cronica carenza di personale medico che dell'insufficienza dei più basilari presidi medicali. Ad accendere i riflettori è stata una particolare situazione che ha destato non poco stupore. Si tratta del recente caso di un giovane di San Pierniceto giunto in pronto soccorso con una frattura al perone, a cui è stato immobilizzato l'arto con l'ausilio di alcuni cartoni a causa della mancanza di stecche per l'ingessatura. Il comprensibile disappunto del genitore lo ha portato a rivolgersi al presidente Schifani, all'assessore alla sanità e ai deputati regionali. Il genitore chiede: si può uscire dal pronto soccorso di Patti con un cartone al posto delle stecche? Preciso che i sanitari non c'entrano nulla, fanno solo sacrifici. Solo 2 medici di turno e a più di un mese mancano le stecche per stabilizzare gli arti. Mi piacerebbe tanto regalare al presidente o all'assessore il cartone con cui è stata steccata la gamba di mio figlio. Sulle vicende sono intervenuti sia il circolo pattese del Movimento Cristiano Lavoratori, che Arete, il comitato per la
la difesa e la salvaguardia del barone Romeo di patti. Non possiamo che restare stupefatti dinanzi alle immagini del paziente a cui è stato immobilizzato un arto con l'ausilio di alcune scatole di cartone. La vicenda, riferiscono dal circolo pattese, ha dell'incredibile, ma purtroppo rispecchia in pieno lo stato di difficoltà organizzativa in cui versa l'ospedale Barone Romeo. La carenza degli ordinari presidi medicali è la prevedibile conseguenza dei gravissimi vuoti di organico che costringono il personale medico e infermieristico a turni massacranti per preoccuparsi dei pazienti. Nonostante la stagione estiva comporti una crescita esponenziale dell'utenza sul territorio, il pronto soccorso, proseguono dal circolo MCL, continua ad essere sguarnito di ben 6 unità rispetto alla previsione della pianta organica. Sollecitiamo ancora una volta la dirigenza dell'ASP di Messina a fare il proprio dovere, consentendo la normale operatività dei reparti attraverso l'assegnazione del personale necessario. Schifani risponde celermente affermando: ho chiesto all'assessore alla salute Giovanna Volo di avviare immediatamente un'ispezione per risalire ai responsabili di questa incredibile vicenda. È inaccettabile, chi ha sbagliato deve pagare, dice il governatore della regione Renato Schifani. A Segesta al Teatro Festival da stasera I Persiani, adattamento e regia di Claudio Collovà. La corrispondenza da Trapani. Come la lanciamo questa serata, questa attesa, questa adrenalina, questa trepidazione? È una prima nazionale, I Persiani, una tragedia di Eschilo, scritta e riscritta da me, tradotta anche da me, adattata per questa messa in scena. Sembra che dal 472 a.C. non sia cambiato proprio nulla, siamo ancora a invadere territori altrui, liberi popoli, e i persiani, pur essendo un inno alla pace, parla di guerra. Sono cambiate le armi, oggi sono più distruttive, sempre più distruttive le armi e sempre più civili vittime di guerra. La prima tragedia che ci è rimasta, che abbiamo ritrovato, è il linguaggio così asciutto e secco di Eschilo, mi è venuto molto incontro. Una scrittura che prelude, tanto è contemporanea ancora, che prelude al linguaggio di Shakespeare, quindi non solo un popolo che ne invade un altro, ma anche il dramma di una corte in disfacimento, fatta del vecchio padre resuscitato a dare le sue pillole di saggezza, una madre indecisa se difendere il figlio oppure no, è un popolo che abbandona Serse, che non solo ha perso la guerra ma purtroppo è anche scappato, quindi diciamo la sua fuga non merita perdono da parte di questa famiglia. Il teatro deve anche spingere una riflessione, deve anche spingere a fare delle considerazioni, a sentire nel profondo anche la drammaticità del nostro tempo. Niente meglio dei greci per capire quello che ci sta succedendo. A parte questo, comunque volevo dire che come in scena in questa splendida avventura c'è Giuseppe Pambieri nel ruolo dell'ombra di Dario, poi c'è Giuseppe Basile in quello del Corifeo, Nicole Pambieri nel ruolo della regina Tossa, Gianluigi Fogacci che interpreta il messaggero, un ruolo importante, e poi Serse interpretato da Nicolas Zappa. È
stato un inizio straordinario, bellissimo vedere sempre Segesta così affollato, così, con un pubblico così partecipe, anche così sensibile, avvertito. Ecco, è stato così bello ascoltare il coro nel concerto di apertura di Cameriere ed era cantata da tutto il pubblico e lui in silenzio ad ascoltare, è stato commovente anche per lui. Segesta è un teatro meraviglioso, uno dei più belli del mondo. Noi facciamo il nostro lavoro come squadra, siamo una bellissima squadra che lavora in tutti i settori con grande professionalità, e lunga vita al Segesta Teatro Festival e auguri a tutti gli altri festival della Sicilia. L'impegno del Consorzio Autostrade per la rete siciliana, attenzionata l'autostrada A18. Sentiamo in merito Filippo Nasca, presidente del CAS da Messina. Non sono occasioni per festeggiare, sono occasioni nelle quali segniamo un'altra tappa verso un percorso che fin dall'inizio ho detto essere lungo, faticoso, che sarà quello dell'ammodernamento della Messina-Palermo e della tangenziale di Messina. Avevamo preso un impegno, quello cioè di aprire entro luglio il viadotto Ritiro lato Monte. Lo abbiamo fatto. Da oggi inizia un percorso progressivo che prima di Ferragosto ci porterà ad aprire completamente tutto il sistema Ritiro, quindi anche gli svincoli di Giostra, i 2 svincoli di Boccetta. Siamo consapevoli però che ancora resta un grande lavoro da fare, che non sarà brevissimo, perché per esempio la prossima sfida che ci attende è quella dei 2 viadotti Buzza e Furiano, che sono ancora parzializzati sulla Messina-Palermo. Però 2 cose le volevo dire sommessamente. Il governo ci aveva dato un mandato, quello cioè di eliminare una serie di incompiute storiche. 15 giorni fa abbiamo aperto la galleria alle Toianni, 6 mesi fa abbiamo inaugurato Modica, adesso il viadotto Ritiro. Sono delle tappe, per carità, quindi lo diciamo con grande umiltà e con la consapevolezza che dobbiamo lavorare ancora. Non c'è nulla da festeggiare, c'è solo da rimboccarsi le maniche e andare avanti. Presidente, il Consorzio potrebbe avere anche un ruolo relativamente alla realizzazione dei cosiddetti mini svincoli di cantiere. Siamo sulla A18, dove la zona ionica è interessata da questi cantieri per il raddoppio. I sindaci hanno chiesto queste rampe d'accesso, ma là ci sono anche altri progetti come lo svincolo di Alitterme, lo svincolo di Santa Teresa. Non ritiene che quella zona potrebbe essere ulteriormente attenzionata anche in futuro? Sì, sicuramente la Messina-Catania è sicuramente la tratta che è più redditiva per il CAS, è quella che abbiamo, nei confronti della quale abbiamo anche i più grandi obblighi di manutenzione. C'è in costruzione il raddoppio ferroviario, quindi noi abbiamo un'interlocuzione aperta con RFI, con WeBuild, sia per agevolare i lavori ma anche per evitare che questa zona sia aggravata da eccessivi disagi. C'è attenzione anche nei confronti dei sindaci di quel territorio. L'obiettivo è realizzare queste opere che ci fanno fare un salto di qualità come velocità dei trasporti, ma senza penalizzare troppo a lungo e troppo pesantemente il territorio. È un equilibrio delicato, cercheremo di fare il meglio possibile, ascoltando comunque sempre il territorio. Ritiene fattibile il progetto appunto degli svincoli che vi ho citato, Alitterme e Santa Teresa? Se ne parla in quella zona da circa 30 anni. Sì, uno dei 2 è stato inserito nell'FSC. Dobbiamo fare passi avanti per la progettazione e poi per la gara. È uno di quelle sfide che ci attende nei prossimi anni, che attende tutto il territorio, dal ponte sullo stretto in poi, diciamo, è in atto, siamo all'alba di una grande rivoluzione del nostro modo di muoverci in città e in provincia. Passiamo ora allo sport. Calciomercato Akragas, tesserato il giovane Coditana esterno basso proveniente dalla Pistoiese. Intanto anche l'attaccante Gianmarco Di Stefano è stato riconfermato il servizio. Arriva dalla Pistoiese il nuovo calciatore ingaggiato dall'Akragas. La società biancazzurra ha tesserato il giovane Coditana, classe 2005, esterno basso sinistro. Obiettivo del direttore sportivo Giuseppe Cammarata è quello di rinforzare il parco under a disposizione di mister Calogero Bonfatto per il prossimo campionato di Serie D. Tana è già a disposizione dello staff tecnico e nel pomeriggio di ieri ha firmato il contratto con la squadra biancazzurra. Intanto
Anche l'attaccante Gianmarco Di Stefano è stato riconfermato. L'intervista. Per me è una grande emozione ritornare qui dove ho trovato dei grandi compagni, dei grandi amici soprattutto, è una grande società, a partire dal direttore Cammarata che mi ha rivoluto fortemente qui, Graziano Strano, il presidente Callari, il patron Deni, è un'emozione per me rivestire questi colori. Primi giorni di ritiro, come sono questi primi giorni di lavoro all'Esseneto? Normalmente si comincia a sudare, si comincia a fare i primi carichi di lavoro appunto per farsi trovare pronti per l'inizio della stagione. Cosa puoi dare all'Akragas? Io spero di dare tutto me stesso, di aiutare la squadra a fare qualcosina in più dell'anno scorso, perché secondo me ci sono tutti i mezzi per farlo. Tanti nomi importanti in casa Akragas per raggiungere quale obiettivo? Ma sicuramente noi metteremo tutto quello che abbiamo in campo e daremo il meglio. Secondo me il direttore Cammarata ha allestito una grande rosa e ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Tu personalmente che obiettivo hai? Sinceramente fare qualche gol in più dell'anno scorso e ti ripeto, il gol per un attaccante è fondamentale, ma soprattutto dare una mano alla squadra. C'è tanta concorrenza in attacco, è arrivato anche Tuccio. Sì, Tuccio è un gran giocatore, ma la concorrenza fa bene, si sa, nessuno ha il posto programmato, si deve solo dare l'allenamento pronto proprio per mettere in difficoltà il mister. Bene, questo è tutto per l'appuntamento odierno del nostro TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il TG sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle ore 20 e replica la mattina alle 9. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.